Perché confondiamo ancora i cicli di allarme con i cicli di chiamata? Le sirene si siano fermate e poi ripartite. Le due cose non vanno di pari passo. Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto elettricisti ed utilizzatori a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei parlare di cicli di allarme e cicli di chiamata, perché secondo me li stiamo ancora confondendo, o per meglio dire qualcuno li sta ancora confondendo, specie dalla parte dell'utilizzatore. Mi sono accorto qualche giorno fa, facendo un'assistenza ad un cliente, che mentre mi raccontava dell'accaduto c'era qualche cosa che non tornava. Entrando nello specifico, vorrei raccontare che il cliente, dopo aver ricevuto la chiamata dell'allarme del capannone, quindi il cliente era a casa, riceve la chiamata di allarme, prende per andare a vedere che cosa succede, mentre sta arrivando al capannone riceve un'altra chiamata. Questa cosa fa pensare al cliente che l'allarme e quindi la sirena, le sirene stessero ancora suonando, o meglio è convinto del fatto che le sirene si siano fermate e poi ripartite. Questa convinzione arriva dal fatto che ha ricevuto appunto due chiamate, una mentre stava a casa e una mentre stava andando verso il capannone. Innanzitutto possiamo dire che le due cose non vanno di pari passo. E allora facciamo un passo indietro e andiamo a vedere che cosa sono i cicli di allarme e i cicli di chiamata. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un impianto di allarme e intrusione nel quale ci sono dei contatti, dei rivelatori, insomma un impianto di allarme costruito, realizzato per poter servire alla protezione di un capannone artigianale. Questo impianto di allarme, così come tutti gli impianti di allarme, o comunque come la maggior parte degli impianti di allarme, è soggetto alla configurazione di ciascun elemento, alla programmazione di tutti i parametri che ne determinano il funzionamento a seconda delle nostre necessità. Nel momento in cui un rivelatore rileva una presenza o viene aperto un rivelatore di apertura, che dir si voglia, la centrale è programmata per compiere determinate azioni. Queste azioni in genere sono far suonare le sirene, far partire delle chiamate. Ed è qui che si crea, dal mio punto di vista, l'errore di comprensione, perché le due cose non vanno di pari passo. Abbiamo detto allarme, ovvero facciamo suonare le sirene, e abbiamo detto chiamate. Quando la centrale provoca un allarme, quindi fa suonare le sirene, ovvero il relè che fa suonare le sirene, rimane aperto o chiuso, a seconda che siano sirene interne e sirene esterne,
per il tempo programmato. Al termine dell'allarme, quindi trascorso il tempo programmato, le sirene stanno inquiete, quindi in silenzio, fino ad un nuovo allarme, e non c'è niente che possa far ripartire le sirene se non un nuovo allarme di quello stesso rivelatore o di un altro rivelatore, non importa, ma le sirene stanno inquiete fino ad un nuovo evento. Di cosa diversa parliamo invece se si tratta di chiamate. Quando scatta quello stesso rivelatore che ha fatto partire le sirene, la centrale compie un ciclo, 2 cicli, 3 cicli a seconda di come è configurata di chiamate. Questo che cosa vuol dire? Perché parliamo di cicli? Perché normalmente, almeno in epoca moderna, quasi tutti i numeri che vengono chiamati sono di telefonia cellulare, ma comunque anche quelli di telefonia fissa possono essere occupati. Quindi la nostra centrale non deve fare un solo ciclo di chiamate, perché quel ciclo potrebbe non avere risposta. Quindi come minimo si fanno fare almeno 2 cicli di chiamate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo in rubrica 2 numeri, ciascun numero verrà chiamato 2 volte, per un totale di 4 chiamate per ciascun allarme. Vuol dire che se avrò successivamente un nuovo allarme, verrò chiamato altre 2 volte per ciascun numero. Ma ciò non significa che è ripartita la sirena, significa solo e semplicemente che la sirena ha suonato per il tempo configurato, quindi potenzialmente 2 minuti, 3 minuti, e la centrale sta effettuando 2 cicli di chiamate. Pertanto, se ho ricevuto 2 chiamate e la mia centrale è programmata per compiere 2 cicli, significa che ha suonato l'allarme 2 minuti, se la sirena è programmata per suonare 2 minuti, e verrò chiamato 2 volte. Non sono stati 2 allarmi e la sirena non ha suonato 2 volte, come erroneamente pensava il mio cliente dicendomi è ripartita la sirena. Quindi non dobbiamo aver timore di disturbare oltremodo i vicini. La sirena ha suonato per il tempo programmato e si è fermata. Lo abbiamo dimostrato con il cliente in sua presenza, facendo scattare un rivelatore e allontanandoci da quel rivelatore, e abbiamo potuto verificare che la sirena ha suonato 2 minuti e lui stesso ha ricevuto 2 chiamate sul cellulare, così come le avranno ricevuti gli altri numeri programmati in rubrica. Ecco, questi sono dettagli, vorrei dire, di normale funzionamento dell'impianto di allarme. Se ci sono dei dubbi, chiedeteli al vostro installatore, chiedeteli, fate domande. È giusto sapere come funziona esattamente per non incappare in errore. Per carità, si parla di errori banali, non succede nulla, ma se questi errori ti portano ad allarmarti inutilmente, forse è bene sapere qualche cosa in più di questo benedetto impianto di allarme. Spero di esserti stato utile anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale, ringrazio in modo particolare
gli abbonati perché mi danno uno stimolo ulteriore a continuare in questo progetto. Grazie per avermi seguito, ti aspetto nei prossimi video. Ciao!